Sono 1502 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori bassanesi, cui si aggiungono i 124 di Asiago, 120 dell'Artistico di Nove e 175 di Breganze, che hanno affrontato la prima prova scritta della maturità. Italiano, le tracce hanno riguardato Ungaretti e Pirandello per l'analisi del testo, storia, diritto e arte per il testo argomentativo e infine il tema di attualità tra l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini e il confronto tra i cari vecchi diari e i moderni profili social. 6 ore di sessione e via, rotto il ghiaccio, superato il primo scoglio del tanto temuto esame di maturità in attesa del secondo scritto di indirizzo. Io ho scelto la tipologia C2, è andata abbastanza bene, sapevo già di cosa parlare, mi aspettavo un po' si parlasse insomma di tecnologia, quindi in questo caso nei social, l'alternativa era intelligenza artificiale, quindi un po' mi ero già preparato. Ho scelto la B2, era sull'Italia, parlava in generale dell'Italia. Penso sia andata abbastanza bene. Ho scelto la B2, sulla bellezza e sulla tutela del patrimonio e è andata abbastanza bene dai, la traccia era buona, mi è piaciuta. Io ho scelto la traccia di letteratura, la prima diciamo che era su Ungaretti e diciamo che è quella che mi è risultata più fattibile in quel momento e speriamo bene. È andata abbastanza bene, dai, pensavo fosse molto più impegnativa. La simulazione secondo me è stata più impegnativa rispetto all'esame, però è andata bene. Domani cosa vi aspetta? Domani prova di economia turistica. Quando ho fatto la domanda domani cosa vi aspetta, tu hai detto una cosa chiarissima. L'inferno. C'è uscito Ungaretti e Pirandello e ho preferito scegliere Ungaretti dato che il tema della guerra era più sì, attuale anche. Sei soddisfatto di quello che hai Sì, fatto? mi è andata bene, sì, sono soddisfatto. Bene. Sì, speriamo domani vada meglio anche. Domani cosa c'è? Sistemi e reti abbiamo noi. C'è un gesto scaramantico, qualcosa di scaramantico che fai o no? Sei proprio tranquilla? La mia filosofia è tirare un sorriso per non tirare le cuoia. Insomma, sì.